fai l'impasto, poi dopo devi tagliare una striscia così rettangolare, poi la tagli a rettangoli, così, e poi lo giri dalla parte più larga fino ad arrivare alla parte più piccola, fai un pochetto così e la metti nel forno. Questa è la... Bene, grazie. Prego. Che? È possibile tavolino così che ti Sì, dovrebbero. Potrebbe essere una... In questa fontana c'è fontana e lavatoio. Serviva in modo specifico per le persone del borgo dove eravamo adesso. E venivano a prendere l'acqua per l'approvvigionamento che serviva per poter bere, venivano qui naturalmente con il fiasco e c'era spesso e volentieri la coda, specialmente d'estate. Come lavatoio funzionava in questo modo, qui venivano le donne, insaponavano le lenzuola, in modo particolare le lenzuola che non erano fatte come sono fatte le nostre di adesso, erano fatte di canapa, quindi un tessuto molto, molto resistente e soprattutto pesante. Qui siamo nella piazzetta Belvedere, è una piazzetta che è stata fatta da pochi anni a questa parte. Qui c'era sempre il cavanone, qui probabilmente c'era il famoso conciliabolo. Che cos'era il conciliabolo? Era il punto in cui i romani, i liguri si riunivano e decidevano il da farsi per la vita del paese. Il vecchio nome di questa via era Montaregura. Quando c'è stato il momento della italianizzazione, Montaregura è diventata Montallegro, ahimè. Ma perché Montaregura? Perché qui questo monte era il Monte delle Regole e infatti viene fuori che c'era il famoso conciliabolo. Allora, questa era la fontana per gli abitanti di Vezzano Basso, perché sapete che ognuno aveva la sua fontana. Qui l'acqua non era potabile, ma in tutti i casi non l'avrebbero bevuta, perché poco sopra c'era il cimitero. C'è ancora, ma c'era un vecchio cimitero dove le persone le mettevano direttamente per terra. Quindi questa acqua era denominata Arpisso di Morti. Ciao Roby! Allora, questa qua è la fontana della Cornia o Corniura e il nome lo ipotizziamo, nel senso che la Corniura è un termine dialettale e Cornia è un termine dialettale ancora più antico per parlare della pianta del corniolo, che è un arbusto che probabilmente era tipico di qua, quindi magari Corniura è venuto fuori da questa cosa qua, vedete che c'è pieno di vegetazione. Non è una delle più belle fontane, lo dico subito, e non è neanche delle più pregiate, nel senso che non dava acqua potabile e ne dava poca.
non ci si poteva venire da questa strada, perché questa strada è stata fatta dopo la seconda guerra mondiale. L'abitato di San Giorgio più o meno lì era chiuso da una chiesa che poi prima dopo la seconda guerra mondiale è stata demolita e non ci sono neanche più i resti, non c'è più niente, non si vede più. La cosa però particolare di questa fontana, che mi dispiace si veda poco, ma perché l'erbino non siamo riusciti a pulirlo bene, è lo stemma che è nella volta dell'arco. Su questo stemma ci siamo un po' incuriositi. Sono andata proprio personalmente a consultare l'enciclopedia araldica italiana e vi dico già che nessuna famiglia nobiliare italiana ha questo stemma, perlomeno di quelle registrate nell'araldica italiana. È però uno stemma che comunque ha dei disegni, delle incisioni che realmente esistono nell'araldica, sono veri, non sono inventati. Intanto lo stemma è molto semplice e la linearità dello stemma ci dice che risale al periodo al massimo gotico-rinascimentale, che è del XVI secolo, quindi al massimo è del XVI secolo. Per cui se pensate che l'araldica è iniziata intorno al XII, può andare dal minimo del XII secolo al massimo del XVI. La sua forma è il tipico stemma nobiliare italiano. Luigi, cosa si mangia qua? Cosa si mangia? Capara!